Questo recupero è straordinario non solo perché ha applicato quella tecnica di immettere delle nuove architetture nell'ambito dell'architettura antica, ma perché ha immesso delle architetture di grandissima qualità e grandissimo pregio, eseguite fra l'altro con grande perizia. Vogliamo dare una seconda possibilità alla torre, appunto una seconda opportunità di diventare qualche cos'altro. Noi pensiamo che possa diventare il cervello dell'Arsenale, cioè un luogo in cui tutti quelli che già sono all'Arsenale collaborano per alimentare questa seconda vita con i lavori che loro stanno facendo, che possono essere di ricerca scientifica, ricerca sulle tecnologie marine e ricerca artistica, soprattutto ricerca e produzione, non solo esposizione ma produzione di cultura. Il progetto è frutto di un concorso di architettura bandito nel 2006 in cui si chiedeva soprattutto di preservare l'edificio esistente e di consentire di raggiungere la sommità. L'idea portante di tutto il progetto è stata quella appunto di lavorare con l'inserimento di queste nuove funzioni, però preservando il carattere principale di questo edificio. Il carattere principale che noi abbiamo ritenuto essere nella complessa spazialità e nella forte verticalità che si può riconoscere soprattutto a questa quota. Il progetto a piano terra ha una parte con l'accoglienza, una piccola sala conferenze, una piccola quota di uffici che si distribuiscono su un mezzanino e poi prosegue con la grande scala che consente di arrivare alle quote superiori. Questa scala è anche un dispositivo per leggere appunto la verticalità dello spazio. Un altro aspetto fondamentale del progetto è stato cercare di trovare un equilibrio molto delicato ma molto efficace fra i nuovi elementi introdotti all'interno dello spazio del manufatto. E quindi in questo senso si può parlare in un certo senso di restauro spaziale. Per ottenere questo risultato abbiamo cercato di individuare dei materiali che fossero adeguati. In questo senso si è scelto di usare l'acciaio Corten, l'acciaio autopassivante che forma una pellicola protettiva che in qualche modo voleva alludere all'idea della macchina, all'idea dell'arsenale
e all'idea di un luogo anche di fatica, di lavoro in un certo senso. Dall'altro lato i pavimenti, che sono finiti con delle lastre in cemento armato con delle fibre di vetro di sottilissimo spessore ma di grande resistenza, lavorano con delle campiture molto generose, concesse proprio dalla tecnica di produzione del materiale, che in qualche modo cercano di dialogare anche e per differenza con il peso di queste grandi murature che hanno addirittura 1 metro di spessore, che raccontano la storia di questo manufatto e in fondo anche di questo luogo. Il recupero della Torre di Porta Nuova è avvenuto tra il 2007 e la fine del 2010, grosso modo. Il progetto Second Chance è partito proprio nel 2010. È partito nel 2010 e andrà avanti fino a 3 anni e mezzo, fino alla metà del 2013. Effettivamente il programma di Second Chance, di cui l'obiettivo è la rifunzionalizzazione dei luoghi industriali dismessi attraverso appunto attività culturali e artistiche, era naturale per l'Arsenale, perché già il piano direttore del comune intorno al 2001-2002, poi il piano particolareggiato successivo fissava proprio le funzioni che dovevano essere inserite in tutta l'area dell'Arsenale, tra cui quelle dell'esposizione artistica, attività culturali in generale, la ricerca scientifica, e quindi è stato facilissimo partecipare al progetto Second Chance perché rientra perfettamente nelle linee di sviluppo già definite per tutta l'area dell'Arsenale. L'Arsenale sono 47 ettari, nel cuore della città di Venezia, sono 230.000 metri quadrati di superficie coperta, quindi una dimensione effettivamente immensa, e il progetto dell'Arsenale è stato calcolato, cioè il recupero integrale dell'Arsenale è stato calcolato del valore di circa 400 milioni di euro. Ecco, di questi 400 milioni di euro ne sono stati impegnati finora circa un centinaio. Basta pensare che in questa area dell'Arsenale, dove 10 anni fa ormai non stava più nessuno, in questo momento lavorano circa quotidianamente 400 persone. Non è un progetto, è un sistema di opere che ci hanno messo in condizione poi di fare dei singoli progetti. E poi di singoli progetti ne sono stati fatti tanti, da quello che abbiamo aperto oggi, il recupero della Torre di Porta Nuova, ma al recupero di una decina di queste 25 tese, si chiamavano tese, le fabbriche all'interno delle quali si costruivano le galere, e una decina sono già completamente recuperate e già attive. In 2 di queste c'è il Centro Nazionale delle Ricerche, il CNR, in altre 3 c'è un centro per l'arte contemporanea che viene gestito adesso dalla Fondazione dei Musei del Comune di Venezia, altre 2 vengono usate per iniziative e manifestazioni, un'altra è del centro Tetis, sono laboratori di ricerca e così via. Quindi sono stati fatti molti interventi su ciascuno di questi edifici e molti interventi vengono fatti per esempio dall'altra parte dell'acqua, dalla Biennale, che ogni anno sistema e mette a posto una piccola parte dei grandi spazi che ha a disposizione. Quindi questo è un po' il progetto che stiamo realizzando. L'Arsenale per la città di Venezia è sempre stato il cuore pulsante, è sempre stato il luogo da cui ha tratto vita, linfa, l'economia della città nell'epoca d'oro della Repubblica, e quindi continua ad avere questa forza che nessun altro luogo
ha una forza che continua ad essere emanata e che noi vogliamo conservare nel modo più possibile forte e chiaro. Mi pare che il recupero stia già andando avanti secondo dei progetti, delle idee che in comune sono elaborate da tempo. Man mano che questi progetti vengono completati, l'arsenale si apre sempre di più alla città e quindi la mia idea è che un po' alla volta diventi una parte integrante della città.